Ancora buonasera, dunque Favara il sospetto di infiltrazioni criminali stronca la gestione di un asilo nido, trionfo della irragionevolezza, genitori e personale in corteo di protesta, il servizio è di Davide Sardo. Si sono dati appuntamento in Viale Aldo Moro, alle porte di Favara, e dopo un breve sit-in si sono incamminati verso le vie del centro, verso Piazza Cavour. Ecco il corteo e la marcia del comitato spontaneo formato da cittadini per sensibilizzare verso il rinnovo della convenzione ed il salvataggio dell'asilo Baby Park. Il comune di Favara non ha rinnovato il contratto alla cooperativa che gestisce la struttura a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Sono scesi in piazza a protestare oltre un centinaio di persone, giovani e meno giovani, per manifestare solidarietà alle 13 maestre a rischio posto di lavoro. Noi vogliamo le nostre maestre perché non è giusto che vengano accusate di cose che non sono. Ci sentiamo offese anche noi mamme, perché noi mamme abbiamo mandato i nostri figli in questo asilo solo perché ci sono queste maestre. Non perché si chiama solamente Baby Park, ma perché è fatto da queste maestre che da 33 anni vivono a servizio di ogni bambino, di molti bambini. Anche noi mamme siamo stati in questo asilo e ora abbiamo avuto l'onore di portare i nostri figli. Questo chiediamo. In marcia per protesta per le vie di Favara per lanciare quale messaggio? Innanzitutto per rivendicare il diritto dei miei due bambini, Giuseppe e Giuseppe, che entrambi frequentano l'asilo Baby Park, di continuare ad essere educati, oltre che da me, mio marito e tutti gli altri componenti della mia famiglia, dalle maestre dell'asilo che fino ad ora sono state importantissime per il loro sviluppo, oltre che fisico anche psichico. Dal punto di vista giuridico penso che ci sia stata una lesione dell'articolo 2 della Costituzione, articolo che tutela i diritti inviolabili delle persone, e qua siamo di fronte a dei minori che devono essere appunto agevolati e tutelati. L'asilo nido Baby Park è stato inaugurato esattamente il 1° settembre del 1979 da una cooperativa sociale che nel corso degli anni ha svolto un proficuo lavoro di svezzamento e di crescita di centinaia di bambini. Lo scorso 10 agosto invece la Giunta Comunale di Favara ha revocato il contratto per infiltrazioni mafiose, anche se nessun atto specifico sarebbe stato addebitato alla cooperativa, che ha schierato i propri avvocati e respinge fortemente ogni accusa. È una protesta contro un sistema, una modalità che va a colpire delle volte per non si sa quali motivi, ma sicuramente passati, di gente che magari poi con le nostre vite non c'entra più neanche tanto, va a colpire lavoratori onesti. Allora dico, forse bisogna un attimo ripensarlo questo sistema e cercare ogni volta di scendere nel particolare. Qui siamo in presenza di 13 donne che da 32 anni lavorano su questo territorio, hanno iniziato da private, hanno iniziato che avevano 25 anni, ne hanno 55-60 e oggi si vedono revocare un contratto, si vedono a casa senza lavoro e non si è capito bene forse neanche il perché. Allora si chiede chiarezza e si chiede che queste donne ritornino al loro posto. Io sono stata una mamma del Baby Park 25 anni fa e con la mia presenza voglio testimoniare proprio questo, che in questo asilo c'è uno stile di vita casalingo, affettuoso, materno da parte di tutti coloro che lavorano là dentro, ed è stato così 25 anni fa e mi risulta che tutt'oggi è così, quindi mi sembra giusto oggi scendere in piazza e lottare per loro. Anche l'avvocato Ardone a Favara in piazza per denunciare cosa? Io ho in programma di tenere una conferenza stampa nella principale piazza di Favara perché questa gestione dei provvedimenti antimafia da parte della prefettura sta calpestando le regole dello Stato di diritto e sta arrecando un enorme danno alla legalità, alla cultura antimafia, all'economia agrigentina e in primo luogo di Favara. Sono venuto con la bandiera italiana per dare il senso che chi protesta contro questi soprusi sta dalla parte dello Stato italiano, dalla parte di Libero Grassi, dalla parte di chi lotta contro la mafia. La lotta alla mafia è innanzitutto legalità, rispetto del diritto. Io ho avuto tra le mani provvedimenti con cui si tentava di togliere i diritti ad imprenditori assolutamente deliranti.
In uno di questi provvedimenti vi era scritto che la prefettura non sapeva come si era concluso il procedimento penale nei confronti del soggetto interessato, che era stato regolarmente assolto con formula piena. E allora io dico, se non lo sa la prefettura, che dispone delle questure, dei carabinieri, che è in contatto col tribunale, che un tizio è stato assolto con formula piena, chi lo deve sapere? E ancora, ho visto atti che se li avessero fatti i burocrati comunali sarebbero finiti in galera. Ho visto in queste certificazioni antimafia attestato che Tizio è stato condannato con l'aggravante dell'articolo 7, cioè con l'aggravante mafiosa, con la sentenza numero XX. Tizio con quella sentenza era stato assolto dall'aggravante di mafia. Ora io dico, se un funzionario comunale avesse attestato il falso dicendo che Tizio era stato assolto mentre Tizio era stato condannato, lo avremmo mandato in galera scalzo. Allora, tutto questo non è possibile. Io sono stato a lavorare con prefetti antimafia sulle questioni antimafia. Con Giosuè Marino abbiamo affrontato le collusioni mafiose poi emerse con l'inchiesta Alta Mafia ben prima che l'inchiesta Alta Mafia nascesse. Bene, quei prefetti, Giosuè Marino, Postiglione, D'Agostino, che hanno praticato effettivamente la lotta alla mafia rischiando la vita, di queste cose che stiamo vedendo adesso non ne avevano mai fatto. Per questo oggi io sono qui con la bandiera italiana.